Batman napoletano, napoletano. Batman napoletano. Era da vincere sta partita, da vincere, punto, da vincere. Sta partita era da vincere, punto, e basta. Allora, giù, già faccio giù. Cioè, mamma mia, ma come si può fare? Ma come? Vabbè, io vi saluto, bello a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Aspetta, mercato, batto, a napoletano. Come state? Oggi spero tutto bene. Come vedete oggi poca voce, spero che dal microfono qua si senta un po'. Non si sentano i vari rumori che vengono da fuori qua. Mamma mia, che sta partita era da vincere, questa era da vincere, era da vincere, punto, Napoli, schifoso, come si fa? Cioè tu il primo gol non lo dovevi proprio subire, cioè lascia Bernardeschi come se fosse un cane che deve andare a fare i suoi bisogni che lo lasci libero. Non si fa, lo lasci libero, è normale che lo piglietta con sotto setta. Wow. Mamma mia, non mi sei. Cioè, ma come si fa? Ma come? Poi vabbè, non vogliamo parlare di quella del secondo gol, perché sinceramente oggi non ero proprio fallo. Chissà quanti ce ne sono stati fatti, non ne hanno assegnati di falli del genere. Cioè, oggi veramente. Chissà quanti falli hanno fatto così e non sono stati dati. Vabbè, poi oggi mi ringraziato. Ma riuscito a segnare alla fine del, scusate della voce, scusa, ve lo ridico perché già faccio chiuso per morire dalla voce, mamma mia. Poi vabbè, dobbiamo solo ringraziare che abbiamo segnato al primo tempo, perché se no non ci arriviamo più. Poi vabbè, secondo tempo Alisson Santos che ci ha, tra virgolette, per un poco salvati. Poi oggi questa partita era così, doveva andare così, non ci stanno scuse. Era così. Poi vabbè, stavo dicendo gol di come si chiama il Mola Santos al 47esimo, bel gol, se no passava Olind. Mamma mia, partite schifo fatte, che 3-4 partite dalla Cremonese, anzi dalla Lazio, poi Cremonese ha segnato se non sbaglio, poi Como non ha segnato, non ha fatto niente, eppure questa partita non ha fatto niente, quindi sono 2 o 3 partite che non di fila, ma non sta facendo proprio niente, che si sbagliava pure che Soliund, mamma mia, se era solo a Cirero, chissà, sinceramente, se ne era solo lì. Un attaccante pagato 50-60 milioni di euro e che non ti fa niente, il Napoli lo voleva pure riscattare. Cioè là se ci stava Lukaku, no? Se ci stava Lukaku, chi lo ti segnava? Un cartone di 90 kg è riuscito a farti 12 assist e 14 gol in un anno. Questo qua tiene 23 anni, è strapagato, è stato pagato 50-60 milioni di euro e non ha fatto niente. In un anno ha fatto 10 gol e 5 assist. Rendiamoci conto della differenza che c'è tra questi 2 giocatori, rendiamocene. Ok, Lukaku si sarà pure comportato uno schifo, però rendiamoci conto della differenza abissale che c'è. Poi vabbè, una mezza sforbiciata che è stata fatta dal giocatore del Bologna, non mi ricordo di chi è. Mamma mia, devo fare i complimenti per la rovesciata. Partita al Bologna, mo non so come si metterà la Champions, ma vabbè, non so come si metteranno i punti Champions, ma non ne voglio proprio sapere. Aiù, mamma fa, già sei ingazzato di mio per alcune cose che sono successe oggi. Però vabbè, in già c'è chiuso che danno sangue, che sangue non vedo loro finisce. Mamma mia, aiù, vabbè, aiù, ci rimane, ciao.